Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, lo facciamo, questo inizio lo registriamo proprio sul tetto guardando il nuovo ospedale di Montebelluna. Siamo insieme a Renato Mason, direttore generale di USL 8, buona giornata e siamo qui questa mattina, tra l'altro stiamo registrando il giorno di San Valentino, perché? Per testimoniare all'arrivo al grezzo dell'ospedale, che è una tappa davvero straordinaria, pensando a tutti i problemi che ci sono stati. Sì, un anno fa, esattamente il 14 febbraio del 2009, con il sindaco Laura Pupato avevamo brindato al completamento di tutte le procedure per superare gli inconvenienti dell'inquinamento e di altri inconvenienti successi. A un anno di distanza siamo qui per ancora San Valentino per festeggiare il tetto, come si usava una volta a festeggiare la frasca, il tetto del nuovo ospedale. Sono 22.000 metri quadri costruiti in 7-8 mesi. Mi pare che questo vada a merito delle maestranze, certamente, di un progetto bello, certamente, ma anche della determinazione di tutti noi. Che ospedale sarà, direttore? Sarà un ospedale, grosso modo, quello che c'era prima, anzi con qualche metro quadro in più, con qualche stanza in più. Stiamo concentrandoci perché insieme all'edificio ci sia dentro professionalità, e ce n'è, ci siano dentro nuovi servizi e cominciano ad arrivare. Per questo ricordo che è stata da poco autorizzata la pneumologia qui a Montebelluna. È un servizio sanitario importante per questa zona, chiesto da anni. Adesso abbiamo avuto l'autorizzazione finale, adesso dobbiamo realizzarlo. Direttore, durante la settimana si lavora, frenesia, l'appuntamento per questo atto è stato di domenica mattina alle 8:30, una cosa un po' inusuale, o forse non bisogna perdere tempo? No, ho avuto qualche telefonata anche da qualche persona che era stata invitata, pochissime per la verità, perché a me non piacciono molto i tagli dei nastri, pochissime per la verità perché l'ora è inusuale, ma è anche bello, perché farlo alle 8:30 del mattino significa dare un messaggio piccolo, piccolissimo anzi, un messaggio che occorre essere efficienti non solo durante la settimana ma anche la domenica mattina. Una buona sveglia per l'ospedale di Montebelluna. Una bellissima sveglia per l'ospedale, per la città di Montebelluna e mi permetto di dire anche per la nostra ULSS. Allora io, direttore, intanto la saluto qui e facciamo questo percorso in questo nuovo ospedale. Ci ritroviamo alla fine perché dobbiamo parlare insieme anche ovviamente di pronto soccorso e magari qualche notizia anche per Castelfranco Veneto. Ci fermiamo qui, un servizio, a tra poco. L'applauso va ai 600 bar della marca trevigiana, un numero record che hanno partecipato al concorso della Tribuna di Treviso Vota il tuo bar preferito. 108.000 i voti dei trevigiani per scegliere il bar del cuore, a vincere il bar gelateria Pedro Ice di Castelfranco Veneto, che opera all'interno del centro commerciale I Giardini del Sole. Abbiamo raggiunto il titolare Piero Bernardi proprio alle premiazioni. Grazie, non me l'aspettavo, pensavo di arrivare dentro i primi 3, ma alla fine abbiamo vinto e sono molto contento. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, ringrazio tutti i miei collaboratori che collaborano con noi e sono molto felice. Piero ha cominciato tanti anni fa in Germania, dove oggi lavorano i figli Romana e Christian. Quest'ultimo è tornato nella Marca per non perdersi la consegna della targa di primo classificato. Siamo tra Monaco e il lago di Costanza, nel sud della Baviera. Il paese si chiama Memmingen ed è lì che abbiamo 2 gelaterie e portiamo avanti, o porto avanti, la tradizione familiare. Io ero in Germania e mi è arrivato un messaggio di mio padre dove mi diceva che avevamo vinto. E quindi non ce l'aspettavamo, eravamo terzi in classifica, pensavamo sì di arrivare nelle prime posizioni ma non primi. Ma da dove nasce questo primo posto assoluto a Vota il tuo bar preferito? Lo abbiamo chiesto proprio al vincitore, dal quale vogliamo sapere anche il suo segreto per preparare un gelato doc. C'è dietro tanto lavoro, tanta passione per il nostro lavoro, e grazie anche alla mia famiglia che mi aiutano continuamente e tanto sacrificio. E anche tanti amici che l'hanno aiutata, vogliamo ricordarne qualcuno? Tantissimi amici, ringrazio Egidio Fior, Volpato, Johnny del centro commerciale e tanti altri. Il segreto è che facciamo un gelato tutto naturale, senza coloranti, conservanti,
praticamente il gelato come una volta. Alle premiazioni non poteva mancare l'amico Egidio Fior, sentiamolo. Come ristoratore di Castelfranco mi compiaccio con Pedro Ais e la sua famiglia e i suoi collaboratori perché hanno fatto, e questo è veramente un successo perché l'abilità, la professionalità che ha è da ammirare, quindi è giusto che abbia vinto lui e che la gente l'abbia votato. Grazie a Pedro Ais e a tutti i collaboratori. Ma la verità è che Piero nella sua vita ha potuto contare su una gelatiera straordinaria. La moglie Evelina, originaria della Valsoldana, la quale ha l'arte del gelato nel suo DNA. Sentite a chi dedica la vittoria. A mia mamma, che purtroppo è mancata, adesso non c'è più, e che è stata l'esempio della mia vita e un grande insegnamento per il mio lavoro. Tante generazioni di gelatai nella sua famiglia. Sì, 3 generazioni di gelatai. I miei nonni, i miei bisnonni, con un inizio molto difficile da migranti, prima a Vienna, poi in Germania e poi insomma noi adesso siamo a Castelfranco. Ad Evelina abbiamo chiesto la ricetta segreta del gelato di famiglia. La crema della nonna Teresa è un segreto di famiglia che tengo, insomma, che rimanga un segreto e che comunque è a base di rossi d'uovo, latte, panna, zucchero, baccelli di vaniglia, tanta passione. E tra qualche anno la palla, di gelato in questo caso, potrebbe passare al nipotino Giacomo, orgoglio del Pedro Ais. Bene, rientriamo in questo studio ideale, abbiamo sentito le belle notizie che riguardano questo, possiamo dirlo, nuovo ospedale a Montebelluna e siamo con Pier Renzo Olivato che è il presidente di Asolo Hospital Service. La concessionaria per la costruzione dell'ospedale. Certamente. Allora andiamo un po' a spiegare tecnicamente questo nuovo, possiamo dire, nuovo ospedale di Montebelluna. Inizialmente non era previsto della concessione e la costruzione di questo nuovo avancorpo. Si prevedeva semplicemente la ristrutturazione dell'attuale monoblocco e dell'avancorpo per renderlo sostanzialmente migliore dell'attuale situazione. Prevedeva dei rinforzi strutturali. Con la nuova legge sismica però si è dimostrato inadeguato e l'analisi costi-benefici di rifare un rinforzo strutturale per renderlo idoneo alla nuova legge, a parità di costo si è preferito sostanzialmente ricostruire un nuovo avancorpo. Diciamo allora le caratteristiche di questo nuovo ospedale, quali sono? Principalmente si tratta di una struttura a corpo quintuplo, sostanzialmente un corpo centrale di servizi che servono 2 ali di degenze, pertanto un'area è una struttura molto compatta e molto idonea a svolgere l'attività sanitaria. Si compone di un piano tecnologico interrato, di 4 piani fuori terra e di un eliporto nella copertura. La parte interrata e la copertura, a parte l'eliporto, sono tutte dedicate a spazi tecnologici. C'è stata una grande razionalizzazione poi degli spazi e questo è anche un punto a favore. Sicuramente la struttura architettonica e la distribuzione degli spazi di questo corpo quintuplo ne fanno un aggregato tra i più belli d'Italia, direi quasi, su questa attività. Siamo a 400 camere circa? Oltre 400 posti letti. Il nuovo intervento lascia inalterati i posti letto rispetto ai precedenti. In conclusione i tempi di realizzazione. Nonostante un po' di maltempo che c'è stato, nonostante i temi legati all'archeologia oltre che agli idrocarburi, sicuramente, ripeto, dovremmo assolutamente completare la struttura del corpo quintuplo entro la fine dell'anno, pertanto nei tempi previsti. Certamente, allora io la ringrazio, dicevo archeologia perché sono stati rinvenuti anche dei reperti? Sì, siccome siamo in area paleoveneta sono stati rinvenuti alcuni reperti archeologici riferiti a quest'area. Era quasi inevitabile ovviamente. Allora io la ringrazio davvero della partecipazione, di questa testimonianza, di queste spiegazioni tecniche che ci sono utili poi per comprendere anche gli interventi successivi che saranno a cura dei sindaci della zona. A tra poco.